Intanto siamo in acqua con la prima serie dei 400 stile libero maschili, dopodiché passeremo ai 50 stile libero esordienti a femmine. Sono 8 le serie previste per quella categoria. Per l'ottava serie si preparano i blocchi Alessia Scognamiglio, Rosà in 2, Alessia Scaramuzza stile libero in 3, Beatrice Massaro natatorium in 4, Lucrezia Casagrande, Stella Marina in 5, Maria Giulia Ferracin, Rosà in 6, Adele Franchi Albatros in settima corsia. Intanto passaggio a 100 metri per Brent Miklos Tsudoki dalla terza corsia, 57,85 davanti a Mattia Zuin, 57,88, vicinissimi tutti gli atleti, anche Baxter con 57,90. Jared Liam Baxter, classe 1999, atleta che nuota in quarta corsia e più giovane in vasca, classe 1996 invece Mattia Zuin, ottimo specialista della farfalla e dei misti, ma anche dello stile libero. Per lui ai campionati italiani giovanili la vittoria della medaglia di bronzo quest'anno nei 200 stile libero, oltre a quella nei 400 stile libero e la vittoria dei 200 farfalla. Lui già plurimedagliato sia in Coppa Komen che ai campionati europei juniores. Testa a testa proprio tra questi atleti, sempre Danhauser in prima posizione, sale al comando con 30,91 in questi quarti 50 metri davanti proprio a Mattia Zuin, entrambi con un passaggio al di sotto dei 2 minuti, così come Baxter dalla quarta corsia e Zudorki dalla terza corsia, quindi atleti davvero vicinissimi per contendersi le medaglie qui a Treviso dei 400 stile libero maschili. Un palcoscenico davvero di lusso qui a Treviso. Più avanti andremo ad assistere a grandi campioni che scenderanno in acqua. Noi intanto ci godiamo qui i 400 stile libero con questi 4 atleti di fatto sulla stessa linea. Miglior tempo al momento Ludovico Nardi, 4:06,45, ma siamo già alla virata dei 300 metri. Mattia Zuin passa al comando, 3:00,44, 30,69 questi 50 metri. Danhauser in seconda posizione, ma vicinissimo a Mattia Zuin, solo 2 centesimi che separano questi atleti, con Baxter e Zudorki all'inseguimento delle prime posizioni. Una gara che si andrà a decidere di fatto nell'ultima vasca, negli ultimi 50 metri. Vediamo la situazione alla virata dei 350. Zuin 30,14, Baxter 30,12, risale, ma a seconda posizione è sempre Danhauser con 30,35, ma siamo già agli ultimi 25 metri con Zuin che prova a resistere all'attacco di Danhauser dalla sesta corsia, testa a testa. Attenzione anche a Baxter in quarta corsia, lui classe 99, con Zuin e Danhauser a contendersi la medaglia d'oro che va a Mattia Zuin, 3,58,78. Applausi anche per Danhauser che chiude in 3,58,95, e poi per la terza posizione la spunta Zurdoki con 4,00,05. Davvero complimenti